Buonasera a tutti dal vostro Giovanni appena sveglio. Oggi parleremo di una tematica abbastanza importante. Sto parlando di persone bisognose, dottori senza scrupoli, mala sanità. Venite con me. Signor Pippo, salve. Siamo della redazione di Scoop. Siamo venuti perché abbiamo saputo del caso di mala sanità che la vede protagonista e attenzione, utilizzo le parole la vede protagonista perché la situazione è visibile agli occhi di tutti, anche agli occhi del signor Pippo. Esatto. E allora io dall'82 sono non vedente, non ci vedo. E ma che? Si dice capiti? Si vede? Sì, perché si vede l'alone nero del colore. Si vede assai? Si vede poi in telecamera e si vede brutto, perché io da quello vedo, Comunque, io dall'82 che non ci vedo. Ok. E niente, però non ho fatto sempre il non vedente come. Per 2 anni ho fatto il mutuo, 6 mesi ho fatto quello in carrozzina, solo che poi mi incucciato perché ero sul pedalò in estate, mi hanno visto. E da quel giorno, dal 1982, che faccio? Il non vedente, ho deciso dopo. Insomma, una carriera da falso invalido di quelle eccezionali che viene stroncata da un medico legale che a un certo punto esprime una diagnosi. Esatto, che praticamente questo hanno fatto il cambio di medico legale, perché quello che c'era prima a me mi accettava tutte cose. Ora arriva questo certo dottor Butera che dice che io sono sano come un pesce. Cioè malato di stirpe, cioè tutti a casa mia prendono la 104, ma come mi devo presentare a casa? Io sono disonore. Anche perché fare il falso invalido, insomma, vuole dei sacrifici. Lei da una vita fa sacrifici. Quanti spigoli ha preso? Quanti mignolini ha rotto? Almeno 3. Insomma, che ci fa qui? E che ci faccio qui? Appena ho visto che mi hanno levato la pensione di invalidità perché sono cieco e non vedente, minchia, non ci ho visto più. Mi sono messo qua davanti che ora dovrebbe arrivare il dottor Butera. Che è questo signor dottor Butera? L'ha visto da lontanissimo. C'ho 10 decimi, che non so se si vede. Allucinante, incredibile. Signor dottore Butera, salve. Noi siamo della redazione di Scoop. Siamo venuti qua perché abbiamo saputo di questo caso di mala sanità. Un attimo, metto la mascherina. Che devo operare qua in mezzo alla strada? Non devo fare nessuna operazione. Cioè si immagina, si credono che possono operare ovunque. No. Ci sono delle norme igienico-sanitarie. Lo dice a me che sono un dottore. Allora abbiamo saputo di questa diagnosi che ha espresso nei confronti del signor Pippo. Sì, assolutamente, ricordo questo delinquente lo denunzierò perché è un falso invalido. Lei come fa a esprimere questo giudizio? È la scienza che lo dice. Io ho fatto una visita, lui non è invalido. In più ho ricevuto un filmato dove c'è questo tizio in questione che allo stadio in sedia a rotelle segna il Palermo e si alza. Ma io non posso esultare. Non può esultare. Perché sono il invalido, problema di perché sono esultare. invalido. No, Questa è discriminazione nei confronti degli invalidi. No, non la permetto assolutamente. Quest'uomo va denunziato perché finora ha percepito dei soldi che non gli spettano. Questo lo dice lei. Adesso vediamo che cosa dice l'altro. Buongiorno. Dottor Truffardi. medico legale. Sì. Allora, il signor dottor Butera sostiene che la sua diagnosi sul signor Pippo non sia corretta. Guardi, io non le consento di dire una cosa del genere, io ho un metodo scientifico. 2. Per me può bastare. Ma cos'è? Ma non gli ha chiesto nemmeno che numero. Possiamo provare su di me che Certo. ci vedo, vediamo. 5. Ma che metodi sta usando? Per Ma farle vedere che non siamo messi d'accordo. 2. Esatto. questa è una pazzia. Io non Se credo non crede alla scienza, allora Non è scienza questa. Siete truffardi tutti allora, quanti. non c'è niente Denunzierò da pure fare. lei, caro collega. Non c'è nulla da Si fare. Da vergogni, una parte si abbiamo un vergogni. medico legale, Io sono. No. dall'altra parte abbiamo un onesto falso invalido. Io sono. Veramente io non so come definirlo. Un onesto cittadino, un grande professionista che adesso è stufo, vi denunzia tutti, vi alla giusti per diffamazione, siete falsi, vi denunzio. Signor Pippo, ma l'ha investito? E ve l'ho detto, non ci vedo, ridatemi la pensione. Dottore, che mi dice? Il solito furbo che si spaccia per morto. Ok, va bene. Allora dal vostro Giovanni appena sveglio è tutto. Mi sembra che giustizia sia stata fatta. Per questa volta passiamoci sopra. E passiamoci sopra.